Signori, buongiorno, benvenuti alla nona scena del Giulietta e Romeo Relife, la rievocazione storica e ricostruzione del Giulietta e Romeo nei luoghi, ore e giorni previsti da William Shakespeare. Siamo all'interno della sagrestia della chiesa di San Pietro Martire in Sant'Anastasia, quindi secondo il testo di Shakespeare la chiesa di San Pietro è quella in cui poi doveva sposarsi Giulietta con Paride. La situazione è quella che prevede l'intervento, l'arrivo di Giulietta che minaccia di togliersi la vita se frate Lorenzo non gli propone una soluzione alternativa, e sarà in questo momento che frate Lorenzo gli consegnerà la famosa ampolla, la famosa fiala contenente il veleno che la fa addormentare per le 42 ore successive. Sappiamo che nel piano di Lorenzo di frate Lorenzo c'è di avvisare Romeo, che in questo momento è in esilo a Mantova. La cosa non succederà e quindi si compirà la tragedia, ed è quello che vedremo però nei giorni successivi. Siamo al martedì, è il terzo dei 5 giorni della tragedia, i tempi sono scanditi in maniera molto precisa da William Shakespeare. Grazie di essere con noi, grazie a chi ci sta seguendo in streaming, e continuate a seguirci casashakespeare.it. Grazie. Padre, se con la vostra saggezza potete darmi un consiglio, allora ditemi che è saggia la mia decisione. E con questo coltello mi aiuterò subito. Aspetta, figlia. Se è così, se piuttosto di sposare il conte Paride tu hai veramente la forza di volontà di ucciderti, allora è probabile che tu voglia tentare una cosa simile alla morte per sfuggirla, una cosa che sfiora la morte, per allontanare questa vergogna. Se tu ne avrai il coraggio, io ti darò il rimedio. Padre, piuttosto che fare questo secondo matrimonio, ditemi di buttarmi dall'alto di una torre, di camminare in una strada infestata dai banditi, di nascondermi in un nido di serpenti. Io lo farei per vivere come moglie immacolata del mio dolce amore. Aspetta, aspetta. Giulietta, vai a casa. Mostrati allegra, acconsenti a sposare il conte Paride. Domani è mercoledì, stanotte fai in modo di dormire sola. Non fare entrare nemmeno la baglia nella tua stanza. Quando sarai a letto, prendi questa fiala e il suo liquido penetrante, bevilo tutto. Subito dopo sentirai scorrere nelle tue vene come un fluido torpore freddo, il polso cesserà di battere. Nessun segno di respiro, di calore, proverà che sei viva. Le rose delle labbra e delle guance dissolveranno in bianche ceneri. Le finestre dei tuoi occhi si abbasseranno, come quando la morte
chiude fuori la luce della vita. Ogni parte, privata di ogni elasticità, sembrerà dura, rigida, fredda, come la morte. E in questa parvenza, presa a prestito, di secca morte tu rimarrai per 42 ore e poi ti risveglierai come da un piacevole sonno. Dunque, quando al mattino arriverà lo sposo per tirarti giù dal letto, tu sarai là sul letto, morta. Quindi, secondo l'usanza del nostro paese, su una bara scoperta sarai portata nello stesso antico sepolcro dove giacciono tutti i Capuleti. Romeo, informato da una mia lettera del nostro stratagemma, verrà qui e ti porterà a Mantova. E così sarà. Se nessun volubile capriccio o paura femminile allontanerà il tuo coraggio durante l'azione. Non parlatemi di paura, frate. Vieni, va. Sii forte e fortunata in questa decisione. Vai. Vai adesso. Grazie. E così si conclude questa scena. Giulietta, come sapete, obbedirà al frate, nonostante tutti i dubbi prenderà la fiala ed è quello che avverrà stasera alle 23:30, poco prima appunto di andare a letto, nella camera di Giulietta, alla casa di Giulietta. E seguiteci, chi è interessato a partecipare, il numero di posti è limitato, è uno spazio abbastanza piccolo e ristretto, ore 23:30 per la scena della fiala. Grazie.